Eccola qui la bomba d'aereo inesplosa rinvenuta a Fanzolo durante i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria, che domani sarà rimossa dal 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e fatta brillare altrove. Poche centinaia di metri in linea d'aria dalla storica Villa Emo. Alle 6:30 del mattino l'evacuazione dei residenti della zona più vicina all'ordigno, quella a un raggio di 300 metri, che dalle 8:30 dovrà essere a esclusiva disposizione dell'esercito. Noi abbiamo aperto il centro di coordinamento di sicurezza presso la sede municipale, lì ci saranno tutte le forze dell'ordine coordinate appunto dalla prefettura che seguiranno i lavori di messa in sicurezza di trasporto, anzi dell'ordigno bellico, che poi sarà fatto brillare in una cava a Trevignano. Lungo le strade che portano al cuore della zona del cosiddetto Bomba Day, già posizionate le transenne per bloccare il traffico, intorno all'ordigno un muro di contenimento in cemento armato e del materiale inerte in grado di ridurre al minimo gli effetti di un'eventuale esplosione sul posto. Diciamo che ci sono due aree, una prima area, l'area rossa, dove abbiamo 12 nuclei familiari, ci sono una quarantina di persone che verranno sfollate. Noi abbiamo messo a disposizione anche il centro anziani di Via del Lago, però le persone non hanno fatto richieste di andarci perché si sono tutte organizzate con i propri parenti. Poi abbiamo una zona arancione in cui le persone devono rimanere in casa e devono tenere le finestre chiuse per tutta la durata, dell'operazione, che dovrebbe concludersi per le 12:30. Chiediamo ancora un po' di pazienza ai nostri cittadini, ma speriamo che entro domani pomeriggio la normalità torni anche qui a Fanzolo di Via del Lago.